Casetta in Canada, ma un giorno per dispetto Pinco Panco la incendiò, che cacca arrivati a rovinare chiantare come che di prima, e a piedi, poveretto, senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, e questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Ecco il cambiamento. Ecco la mentalità diversa, un po' più lungimirante nel vedere davanti, nell'avere un po' di più speranza nel futuro. Gli hanno bruciato la casa e lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Finite.